C'è una nota ufficiale dell'ANAS di cui vi diamo ampiamente conto. L'interdizione, si legge, è finalizzata a consentire il più celere avvio dei lavori per gli interventi di manutenzione già programmati. Infatti, in vista della giudicazione, prevista per domani, dei lavori di consolidamento di alcune travi di bordo degli impalcati, saranno anticipate alcune attività propedeutiche alla cantierizzazione. Per garantire l'esecuzione di sicurezza di tali lavorazioni, prosegue l'ANAS, è stato necessario procedere alla chiusura del tratto di strada. I lavori avranno una durata stimata di circa 180 giorni dall'avvenuta consegna. Per quanto riguarda la viabilità, il transito è deviato sul percorso alternativo costituito dalla viabilità locale tra gli svincoli di Villa Seta e quello per Via Dante, o in alternativa per chi proviene da Porto Empedocle dalla strada statale 115 e dalla strada statale 640 sino allo svincolo di San Leone, per proseguire sulla strada statale 118 sino al centro abitato di Agrigento, viceversa per le percorrenze opposte. Infine, per quanto riguarda le indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Agrigento, l'ANAS conferma di avere ricevuto una richiesta di informazioni sulla situazione strutturale del viadotto. Il sindaco di Agrigento, dal canto suo, interviene anche dopo la chiusura del viadotto Morandi. Chiediamo urgentemente all'ANAS, scrive Firetto, che inizino i lavori e che la riapertura riconsegni una struttura sicura ed in grado di superare i diffusi timori. Si tratti di un intervento che coinvolga la globalità delle azioni che l'ANAS ci ha dichiarato essere programmate, ma allo Stato non del tutto finanziate. Si preveda quindi, conclude Lillo Firetto, l'integrale finanziamento di tutti gli interventi ritenuti necessari.